davvero una bella vittoria all'ultimo secondo. Ma indipendentemente dal risultato, ma veramente, anche se oggi perdavamo, avrei detto ai ragazzi bravi. Bravi perché abbiamo giocato bene, abbiamo espresso un buon gioco con volontà, abbiamo provato a fare qualcosa in più oltre al gioco mozzarella, oltre al gioco chiuso c'è entusiasmo e questa è una cosa che mi piace, importantissima per il proseguo. Complimenti a Padova perché è veramente una bella squadra che può ambire sicuramente al titolo. Niente. Perché voi no, scusa? Noi? No, noi no, siamo quarti, quindi è più difficile. Ovviamente il nostro obiettivo adesso è quello di mantenere questa posizione, ma sarà difficilissimo perché comunque ci sono Lazio in primis, poi Viadana, Sandonà, tante squadre che possono ambire al quarto posto alla nostra pari. Comunque è stato un primo tempo che insomma ci sono stati purtroppo diversi errori sui calci, potevate accumulare molto più vantaggio, poi era ovvio che Padova nel secondo tempo uscisse un po' di più. Certo, indubbiamente loro hanno sfruttato le loro occasioni molto più di noi. Dimmi tu, non so quanti calci abbiamo sbagliato, però comunque loro bravi perché cinici ogni volta che entravano facevano punti. Insomma, comunque chiudere un girone d'andata in questa maniera è davvero un'ottima notizia. Sì, il primo girone d'andata non dimentichiamoci però l'anno scorso dove il primo turno di campionato, il primo giro di campionato di Boa eravamo secondi o non mi ricordo più, tutti quanti forse un po' troppo entusiasti rispetto a quello che erano i veri valori. Quindi facciamo i conti fra 2 mesi, fra 3 mesi. Grazie. Chiudo la luce. Pippo. Ale, manca. Ruben. No, Pippo manca. Allora, calcio piazzato, ti tremavano un po' le gambe? Dovrei dire di no perché a 36 anni non si dovrebbe dire, però dico la sincera verità sì. Anche perché era il coronamento del lavoro di tutta la squadra, quindi sì, però è andata bene così. Tu sei entrato nel secondo tempo in un momento un po' difficile della partita perché c'era Padova che stava cercando di allungare. Sì, diciamo che forse era il momento giusto per dare magari una scossa, un movimento alla squadra per vedere se magari potessero cambiare gli equilibri, così è stato, ma ovviamente non è merito di chi è entrato, è merito di chi è entrato, ma della squadra, di chi è rimasto dentro e di chi aveva fatto il lavoro prima. In Mischia le cose sono andate molto bene e avete fatto fare molti falli a Padova. Sì, allora la Mischia secondo me oggi è stata una Mischia molto performante. Il problema in Italia è che spesso e volentieri calci di punizione in Mischia vengono tirati un po' fuori come conigli dal cilindro, non c'è una logica precisa, quindi, però sono stati bravi sia in Mischia chiusa che nel gioco aperto tutti gli avanti. Si chiude un girone d'andata, che voto diamo? Diciamo un bel 7, non dico di più per il semplice fatto che dobbiamo ancora camminare tanto, quindi 7 per l'impegno e quindi va bene così. E allora adesso per confermare insomma questo girone d'andata anche nel girone di ritorno per non ripetere l'errore dell'anno scorso di perdere punti. Allora, testa bassa. Iniziando dal San Donato dove dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo perso all'andata e cercare di fare qualche vittoria fuori. Quanta soddisfazione per questa vittoria? Quanti anni persi per questa vittoria? No, ovviamente molto perché la stagione è una stagione lunga, quella del Mogliano da inizio stagione, lo ripeto, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi anche oggi, nonostante abbiamo rincorso un pochino il risultato al secondo tempo, però insomma alla fine hanno vinto e penso che abbiano anche meritato. Primo tempo dal punto di vista del rugby così in generale non è stata una bella partita, diciamo che avete guadagnato tanti calci di punizione che non siete riusciti a sfruttare, per non parlare insomma di una meta fatta praticamente. Credo che andiamo in spogliatoio alla fine del primo tempo con credo minimo 10 punti di ritardo, perché una meta proprio pallone in avanti in area di meta, un paio di calci, diciamo che 10-11 punti, ecco. Quindi sai, fai una mole di lavoro importante, mi ricorda un po' il primo tempo in Coppa contro Rovigo, facciamo il gioco, muoviamo, siamo dominanti in Mischia
e alla fine vai in spogliatoio con solo 6 punti, psicologicamente è difficile perché sai che la partita la possono portare a casa anche se stai dominando. Infatti siamo rientrati, abbiamo sbagliato una ricezione di calcio d'invio, da là hanno preso calcio sull'azione, drive, meta e insomma ci siamo messi subito in difficoltà. È stato un secondo tempo difficile non tanto per la qualità delle squadre ma perché siamo entrati in un sistema di gioco ormai classico in Italia in cui c'è calcio e punizione, drive, calcio e punizione, drive, calcio e punizione, drive, in cui Padova è stato molto, molto performante. E pensavano la portassimo a casa a un certo punto e alla fine invece i ragazzi hanno tenuto duro fino al calcio di Ale, a cui faccio i complimenti, e abbiamo portato a casa questa partita che è fondamentale, come lo saranno tutte le partite da qua fino alla fine della stagione per noi, perché abbiamo un gap di punti importante da recuperare. Avete comunque usufruito di quelli che entravano dalla panchina, che sono riusciti a dare una svolta importante al match? Sì, Ale onori in primis, Maso che ruba la touche, una delle ultime touche che ci dà il possesso, Bocchi che entra, che fa il solito suo grosso lavoro, nero, sporco, ma fa sempre un grosso lavoro. Tutti quelli che sono entrati erano coinvolti bene nella partita e hanno dato il loro contributo per portarla a casa. Si chiude un girone d'andata, che voto diamo? Ma quello che dico io è che il girone d'andata alla fine lo finiamo con una sconfitta sola, reale, contro Calvisano. Do un buon voto perché i ragazzi hanno tenuto duro nei momenti difficili e ci saranno ancora momenti difficili. Purtroppo quest'anno penso che il nostro campionato sarà un percorso minato fino alla fine perché abbiamo meno jolly degli altri. Su 10 do un bel 8. Però stiamo ovviamente con la testa sulle spalle e pensiamo a lavorare duro perché arriveranno altre partite molto difficili, dalla prossima a quella dopo a Viadana, e sono tutte partite fondamentali per noi.